Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di un libro che si chiama, o l'ha chiamato Nada Adar Crivelli, Introduzione alla Cabala. Questo libro che ho già, come si suol dire, fatto una piccola recensione anni fa. Questo libro qui è un libro interessantissimo, è una delle basi per un cabalista con una mentalità occidentale, costa 28 euro. È un libro che ha qualcosa come 400 pagine e diciamo che dà dei bellissimi input per poter iniziare nel mondo cabalistico, per capire che cos'è un'anima cabalistica, che cos'è il popolo cabalistico. Ma prima di fare questo, no? Il vostro maretto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegarda, i link sono sotto qui in descrizione, o al link del vostro maretto veneziano, che chiaramente se ci siete, vi chiedo di iscrivervi, se non me l'avete ancora fatto. Poi di venirci a trovare nei nostri gruppi social, soprattutto in Facebook, dove stiamo rilanciando il canale, cioè scusate, il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo quasi più di 1200, 1250. Lo vogliamo rilanciare. Nel contempo collaboriamo con dei bellissimi canali, gruppi più che altro, gruppi di Laura Ciofini e Paolo Chirini. In più vi dico che qui sotto c'è il link per il sito del capitano.intervisto.org, dove si possono scaricare più di 20 ebook, di cui la maggior parte parla di radiestesia radionica, tutti targati Marietto Veneziano. Ne sono già stati scaricati qualcosa come 150.000 e il Marietto Veneziano ha già dato all'umanità quasi 2 milioni di circuiti e quadranti radiestesici gratuiti. In più abbiamo anche una sezione shop dove le persone possono tranquillamente comprare dei prodotti professionali, tipo questo ciondolo che lo potete trovare già a partire da 150 euro più spese di spedizione. Bene, parliamo un po' di questo libro, no? Che il nostro bravissimo Nada Ada Crivelli, uno dei tanti, perché ne ha scritti più e più, no? In cui praticamente ci sono le basi della Kabbalah, della Kabbalah non ebrea, ma della Kabbalah di tutti, della Kabbalah israelita, non ebrea. Quindi potrei parlare e iniziare da pagina 88, quando spiega benissimo la Aleph, no? La lettera Aleph, e ne parla per 2 o 3 pagine in cui spiega appunto l'unione degli opposti di questa lettera e cosa rappresenta. Il vostro Marietto veneziano, però, chiaramente voi potete, se lo acquistate, potete leggere tutto questo, questa grazia di Dio, ma una cosa che mi interessa dire è una cosa interessante, che a pagina 229 il nostro, il nostro Nada Adar Crivelli dice sulla pace familiare. Questo è importante. La pace familiare, la Shalom Bait, no? Si tratta di uno dei valori più importanti dell'ebraismo, cioè dell'ebraismo nel senso israelita, no? Che israelita vuol dire colui che va verso la Chiesa. No? Non è solo un fatto accessorio, se manca la pace familiare, della famiglia, bisogna sospettare che le conquiste ottenute in altri campi della vita siano viziate da un insufficiente sviluppo della personalità. Quindi la pace familiare, la Shalom Bait, è praticamente la base anche della nostra personalità. Se noi abbiamo mancato in qualche sviluppo della nostra personalità, chiaramente anche in famiglia avremo qualche problema importante. No? Quindi questo libro io ve lo consiglio perché è ricco di spunti, di riflessioni, e nel contempo vorrei fare anche con voi una meditazione sulla Aleph perché è importantissima. No? Quindi lo facciamo assieme. Dopo chiaramente che avete anche acquistato il libro e letto anche il significato corposo in cui il nostro Nadav Crivelli lo spiega, no? Capirete meglio l'importanza di questa meditazione. Quindi mettetevi comodo in un posto in cui siete rilassati e la facciamo assieme adesso. Mettetevi comodo in un posto in cui siete rilassati e magari sdraiatevi su un letto oppure su una poltrona, sedetevi e chiudete gli occhi. Adesso la facciamo assieme questa meditazione.
chiudete gli occhi e incominciate a pensare a una bellissima stella, un prato bellissimo verde, con della bellissima erba, no? E voi praticamente siete in questo prato nel centro, siete vestiti in un modo più eh, semplice e nel modo più rilassato possibile. Avete un vestito che praticamente vi dà la possibilità di muovervi senza avere costrizioni. Siete piedi nudi su questo prato con questo bellissimo colore verde, un bellissimo cielo azzurro. E questo prato dall'alto voi lo vedete a forma di stella di Davide. Mm? Voi praticamente siete in centro e state camminando, sentite questo profumo intenso di questa erba verde, di questa primavera, no? Questa- questo profumo intenso di questa erba primaverile. State camminando e a un certo punto vedete da lontano la lettera Aleph. La lettera Aleph che viene verso di voi. Voi andate verso la lettera Aleph che ha un bellissimo colore, il colore potete immaginarlo come voi volete, e questa lettera Aleph si avvicina a voi e si fonde dentro di voi. E mentre voi siete su questa bellissima stella di Davide, voi vi sentite uno con la lettera Aleph e vi fondete in questo bellissimo momento di rilassamento. Ecco, state quanto tempo volete in questa meditazione e quando ne sentite bisogno di uscire da questo spazio interiore che vi siete costruito in questa stella di Davide color verde e questa Aleph che diventa uno con voi, potete uscire tranquillamente e aprire gli occhi di nuovo. Ecco, questa è una delle meditazioni più semplici per la stella di Dante. Comunque, riprendendo il discorso del libro Introduzione alla Kabbalah, costa 28 euro, lo si trova nei migliori bookstore. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima.